Paolo Pizzolato di Prima Buonasera il a Veneto. Casca a fagiolo Paolo Pizzolato, perché quando si parla di banche Pizzolato è ferrato in materia lavorando con le banche. Pizzolato, cosa ne dice? Faccio un micro passaggio su quello che ha detto Salvini, poi vorrei fare un passaggio anche sul discorso dell'immigrazione. Allora, qui consiglierò il mio direttore l'anno prossimo, visto che i bilanci di quest'anno sono già stati fatti, di fare un bilancio molto notevolmente corretto, in modo da far risultare che ci siano meno extra profitti e che ci siano meno utili all'interno della banca. Così sistemiamo anche la politica da questo punto di vista. La mia banca dichiarerà qualcosa in meno, lo consiglierò io personalmente, spero che abbia visto la trasmissione, in modo che si metta a tacere, diciamo, questa porcheria che è stata detta appena adesso. Perché se degli ignoranti che stanno amministrando l'Europa pensano di combattere l'inflazione alzando i tassi di interesse di poveri disgraziati che non sanno più come pagare i mutui, e li alzano perché facendo così, allora bisogna spiegare alla gente, alzando i tassi di interesse si costringe la gente ad avere meno soldi in tasca da poter spendere. Facendo questo la gente spende meno soldi, non compra più di tanto, per cui porta a casa meno dal supermercato, costringendo chi ha alzato i prezzi a ribassare i prezzi. In questa maniera si combatte l'inflazione, perché l'inflazione è derivata dall'aumento dei prezzi, dove gli imprenditori, chi vende, chi produce, eccetera, eccetera, li ha mandati alle stelle. Per cui io ti costringo ad avere meno soldi in tasca per combattere l'inflazione. Ma questa è la guerra dei poveri? Cioè, mai visto una comunità europea così ignorante che mi porta i tassi a un livello spropositato e costringe me a non comprarmi più le banane dall'ortofrutta perché deve combattere l'inflazione in questa maniera? Non si è mai vista un'oscenità del genere? Mai visto una massa di incompetenti europei, e lo dico da povero bancario, anche se non sono un povero bancario, perché anch'io è anni e anni che lavoro in mezzo a queste cose, e dove abbiamo che noi i report della Banca d'Italia, fare un'oscenità del genere per costringere la gente a tornare povera perché ti resta solamente il mutuo da pagare. Ma lo sapete che abbiamo gente che pagava rate di 400 euro e adesso in uno e mezzo che lavora, perché uno lavora regolare, l'altra va a pulire le scale, si trovano 800 euro da pagare, il doppio esatto, beati quelli come me che 2 anni fa hanno fatto un tasso fisso a 0,80, a 0,90, non è cambiato nulla fino a quando le banche decideranno di intervenire. Per cui questa è un'emerita porcheria, ma talmente porcheria che non dovrebbe essere nemmeno pubblicizzata per televisione. E qui cesso, perché altrimenti mi mandate fuori dalla sala per cortesia, perché è proprio una cosa oscena questa qui. Riguardo l'immigrazione, io sono un povero ignorante e questa sera chiederò aiuto ai nostri telespettatori che mi aiuti un pochettino a combattere questa mia ignoranza. Ho già avuto occasione di dirle certe volte quando vengo qui queste cose. Allora, ho una massa di clandestini, non di immigrati o di gente che ha bisogno di fare questo o quell'altro, di clandestini, che prende parte e attraversa la frontiera, attraversa il mare e viene da noi. Come ho avuto l'occasione di dire, questi clandestini, quasi tutti quanti africani, hanno dei paesi ricchissimi prima di attraversare il Mediterraneo, Egitto, Tunisia, Marocco, eccetera, eccetera, che potrebbe tranquillamente fermarli e dare a loro lavoro, visto che parlano le loro lingue, visto che sono lì nella zona, visto che sono africani, prima ancora che possano attraversare il Mediterraneo. Per cui chiedo ai telespettatori, io sono ignorante, ditemi perché non si fermano prima ma vengono tutti in Italia. Seconda domanda ai nostri telespettatori, ripeto perché io sono un ignorante, Spagna non li accoglie, scusatemi, la Grecia non li accoglie, Malta meno che meno, non se ne parla. 2 anni fa, non ho i dati dell'anno scorso, la Bulgaria ha accolto 16 migranti. Fa parte dell'Europa, la Romania 18, cioè non ho capito bene. Allora, vengono qui in Italia, perfetto, vengono qui in Italia, possiamo avere bisogno di manodopera perché nelle nostre aziende abbiamo bisogno di manodopera, serve da pagarli, eccetera, eccetera. Allora, non capisco perché nelle aziende serva manodopera, forse perché devono essere sottopagati, visto che abbiamo un grado di disoccupazione dove c'è gente che ha bisogno di lavorare e non lavora qui in Italia, dal sud venivano al nord e chi più ne ha più ne metta, per cui non riesco a capire come facciamo, avrei bisogno di persone che casomai hanno studiato del sud, hanno un portarli qui nel nord per farli lavorare, ma abbiamo bisogno di questi. Altra cosa, degli hub o dell'altra tipologia di accoglienza, non me ne frega un figo secco. Non me ne frega un figo secco, non frega niente a nessuno. La gente vuole solamente dormire tranquilla, girare per strada serena e tranquilla, capire cosa vengono a fare questi clandestini qui in Italia, dove dopo 5-10 giorni, quando arrivano 10.000 alla settimana, 15.000 alla settimana,
tu non hai più nessuna notizia e non sai mai dove si perdano. Ho sentito prima una cosa, sono quasi tutti anglofoni, sono quasi tutti francofoni, perfetto, le ONG se li sono caricati a bordo, fate il giretto attraverso lo stretto di Gibilterra, ve li portate in Francia, ve li portate in Inghilterra, vi carichiamo di viveri, vi carichiamo di benzina, vi diamo tutto quello che volete e via, ve li portate su, non che attraversino l'Italia, perché i 10.000 che attraversano l'Italia se ne fermano 100 in Italia, di 150 vanno a spacciare, 50 forse diventano regolari. Altra cosa, quando ci sono certe tragedie del mare come è successo qui da noi, si sono perse le salme, la gente è morto questo, morto quell'altro, il giorno dopo i parenti erano tutti in Italia regolarmente col passaporto e con le loro carte. Mi dite perché? Sono ignorante, spiegatemi questa cosa qui stasera. Beh, volevo sentire Pizzolato sulle banche e i risparmi degli italiani, no? Perché si è detto durante il Covid i risparmi degli italiani sono aumentati a dismisura e quindi lì si è parlato di una patrimoniale, l'Europa ha detto beh insomma a questo punto fate la vostra parte italiani e date il vostro contributo per salvare il paese. Lei qual è la situazione dei correntisti? Allora, durante il Covid è successa una cosa del genere. La gente ha risparmiato qualcosina di più, per cui non cifre astruse, perché era impedito qualsiasi tipologia di divertimento, qualsiasi tipologia di spesa, perché proprio non ce la facevi a spendere perché non potevi uscire di casa, per cui più erano grandi le restrizioni, meno riuscivi a spendere lo smart working da casa, per cui meno benzina, meno gasolio che più una meta, eccetera, eccetera. Ma per adesso risparmi in Italia ce ne sono ancora e così come ho fatto e come ho evidenziato l'ultima volta che sono stato qui, siamo fortunati ad avere ancora un po' degli ultimi soldini dei nonni e di qualche soldo da parte dei genitori, perché nel momento esatto che quei risparmi lì inizieranno a mancare, i ragazzi nella situazione attuale che non sono in grado di potersi gestire, che vanno a lavorare sempre più tardi, che sono sempre più accasati e escono di casa sempre più tardi, troveranno una vera e propria sorpresa che porterà questo paese, secondo me, globalmente allo sbando economicamente. Vorrei fare un passaggio di una cosa che probabilmente credo solo Alberto De Franceschi possa essere a conoscenza di questa cosa. Poi non è per denigrare gli altri, è una cosa proprio importantissima invece, proprio questo passaggio che serve per capire la situazione economica attuale. Voi avete mai sentito all'interno dello studio o qualche spettatore cosa sia la parola CRIPS? CRIPS è l'acronimo di India, Sudafrica, Cina, Brasile e Russia. CRIPS, Cina, Russia, Brasile. Questi 5 grossissimi paesi stanno inventando, tanto perché i nostri telespettatori lo sappiano, così parliamo anche di economia e capire quale sarà lo stato di salute del nostro paese, dell'Italia, messa così come adesso, si stanno conglobando per creare una nuova moneta per far fronte alla concorrenza del dollaro negli Stati Uniti. Sono 5 potenze mondiali queste. A ieri altri 23 stati, fra cui paesi asiatici ricchissimi e altri paesi potenzialmente grandi, formano in tutto 5 miliardi di abitanti sulla Terra degli 8 esistenti, hanno chiesto di aggregarsi ai CRIPS e di creare questa nuova moneta che economicamente potrebbe far deflagrare completamente il dollaro. Non vi dico se la cosa andasse in porto, visto che è anche a buon fine, quale potrebbe essere la catastrofe economica europea e di tutti gli altri paesi collegati al dollaro, dove non si andrebbe più a trattare i costi e gli scambi, tutto quello che volete con il dollaro, che è la moneta tenuta in considerazione per eccellenza a livello mondiale, ma con questa nuova moneta che questi 5 grossi paesi, coadiuvati di questi nuovi 23 paesi, ripeto, ricchissimi, stanno cercando di creare per controbattere il dollaro. Guardate che sarà una cosa, una parola che continuerete anche dopo di me, senza di me, con altre puntate, a vedere crescere come terminologia anche nel corso degli anni, e vedrete cosa potrà succedere economicamente a questa grande Europa e all'Italia nel caso questa cosa andasse in porto, visto che noi sicuramente non andremo a allearci con questi paesi perché facciamo sempre parte della NATO che non vuole sapere di queste cose. Per cui guardate che sarà economicamente una cosa che porterà a deflagrare il paese, e attenzione perché nei comuni questa cosa qui sarà una cosa pesantissima.